Sono Cristian Piro, un cantante napoletano. Ti facci pazzo sto costante, cadendo in un banchero, ti fa morire, eppure se muore per te. Ragazzi, venite con me in diretta. Venite in diretta con me. Ecco qua, un forte bacio al mio grande manager Peppe D'Avanzo. Bacio forte, ti amo. Ragazzi, dai, vieni in diretta con me, in diretta. Sì, sono il figlio di Angelo. Vieni in diretta, vieni. Vieni un po' in diretta con me. Andiamo un po' vieni in diretta. Ma manco sciata, canto stesso perché t'aggia incontrata fuori via per Salve, sono Gianni Nugnes, cantante italiano ma con origini molto napoletane. Infatti definito come il crooner napoletano. Prego ascoltami, potresti uccidermi col tuo silenzio e le tue mille ambiguità. Ti prego guardami, ma non illudermi. Eravamo lì pronti ed è successo questo patatrac, questa grande strana confusione che ascoltando le notizie dall'estero e riportandoci in Italia praticamente dovevamo fare attenzione perché c'era qualcosa che non andava. E improvvisamente nell'ultimo periodo ero lì, un'emozione proprio vissuta in pieno, come quasi tutte le sere giravo per i locali e mi sono trovato in una realtà, avendo conosciuto una persona. Ero lì che stavo bevendo qualcosa e improvvisamente dopo è successo che disse ma facciamo qualcosa, dammi il tuo numero di telefono, ci siamo scambiati i numeri di telefono, ci siamo salutati e ho detto ci vediamo domani. E il domani è successo così, la pandemia. Innamorarsi ancora, l'estate non ti annoia, selfie con gli amici tutti quanti su Instagram, un poco Ciao, sono Nunzia Davis, ho 16 anni e ho iniziato a cantare da poco più di 2 anni. Canto il genere pop napoletano e diciamo che in questo coronavirus non è che ci ho capito molto. Infatti siamo stati anche bloccati per quest'estate perché avevamo tantissime date, tantissime cerimonie e purtroppo noi con questo diciamo, mio padre porta avanti la famiglia perché siamo una famiglia molto numerosa. E spero che da questa situazione ce ne usciremo al più presto perché siamo 9 persone a casa e non possiamo continuare così. Sotto la questione economica quella è stata la paura più grande perché noi diciamo, andiamo avanti con un mestiere tipo questo qua, tipo il piano bar. Cantiamo e così andiamo avanti. Aaron che gli mando un bacione forte, la vado a dedicare a tutti quanti voi ma soprattutto anche a Robby De Roberto. Ok. Vai con e nasce una canzone. Facciamo un giro con per social, a me parla con cui scrivere su qualcosa.
No, nelle istituzioni non ci ho mai creduto e non ci crederò mai. Non mi aspettavo una cosa del genere da quando sono nato, perché siccome che faccio 30 anni che sto in mezzo a questo mestiere e lo faccio per mestiere proprio, e non mi aspettavo proprio una cosa del genere, anzi mano a mano avevamo un sacco di date da fare, da suonare, e mano a mano mi toglievano sempre queste date, cioè rimandavano. È stata una cosa brutta perché economicamente, siccome che c'è una famiglia numerosa, cioè i figli grandi, insomma, con questo io campo. E quindi è stata una cosa proprio, cioè, non per tanto della malattia, mi sono messo pure economicamente, cioè i soldi non sono trasuto per 2 o 3 mesi. Perché prima abbiamo fatto degli investimenti, siccome che avevamo delle date stabilite, ho detto va bene, facciamo degli investimenti, impianto nuovo, luci nuove, eccetera, eccetera, e poi non è successo niente, quindi non è trasuto un euro alla casa mia. E speriamo che si aggiusta, ma non credo che si aggiusterà per il momento. Mi sono attrezzato qua, come vedete, nel mio studio con 4-5 amici che fanno parte del mio studio, ovviamente della mia cooperativa, perché noi abbiamo un gruppo Studio Davis Record che mi trovo a Bellona, a provincia di Caserta, e la sera ci divertivamo un pochettino a fare delle dirette, a fare compagnia anche a gente a casa. Ovviamente la gente a casa ci faceva compagnia a noi. E così abbiamo passato, non ci abbiamo pensato più di questa cosa, però è stata un pochettino dura, e ancora dura perché ancora non cambia niente questa situazione. Speriamo che questo governo, che non ci ha proprio calcolato in tutti i decreti che ha fatto, noi che facciamo questo mestiere e abbiamo anche le partite IVA, siamo a posto con la SIAE e tutto, e non ci ha proprio calcolata, dice voi potete fare questo, potete fare quell'altro. Speriamo che Dio ce la mandi buona. Ma come è successo, come è capitata, solo con uno sguardo e che m'ha combinata, quando sto chi sole è tutta provocante, quando sta mia moglie fa l'indifferente, sotto soffitto gusti da casa e di campana, ma raga me che so spogliata, ma come è successo, come è capitata, che buttella in capo e che m'ha combinata. L'artista è colui il quale crea. La prima creazione è in sé, deve esternare verso il pubblico, deve dare la sua emozione, quindi il futuro è la musica, il futuro è l'arte, il futuro è il turismo. L'Italia sarà ancora più forte su questi 3 elementi, perché le attività commerciali, le aziende chiuderanno, perché con quello che è successo, e stiamo ancora con i negozi chiusi oggi, le aziende chiuderanno e dovranno riesaminare il loro sistema di vendita. Noi non dobbiamo riesaminare, noi sappiamo cosa fare, proporci in maniera decorosa, senza scendere a patti e a condizioni, non ci svenderemo, perché il futuro sarà dell'arte. L'Italia è arte, tutte le altre nazioni ci devono solo ammirare, perché saremo più forti di prima, e io credo in me e credo anche in tutti gli artisti come me. Mana tu sola, più bello in me, oh sole mio, sto in fronte a te, oh sola mia, sto in fronte a te, sto in fronte a te, quando fa notte e o sole se ne scende, ma venne quasi una malinconia sotto a me.